24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Flavio Tosi è il nuovo segretario regionale della Lega Nord Lega Veneta. Su un totale di 414 votanti al congresso del Carroccio a Padova, il sindaco di Verona ha raccolto il 57% dei consensi. Tosi ha battuto Massimo Bitonci, ex sindaco di Cittadella. Dopo la proclamazione, Tosi ha chiamato sul palco il suo predecessore Giampaolo Gobbo e lo sfidante Massimo Bitonci. Bisogna chiudere il confronto e il dibattito, ha affermato Tosi, che era normale prima e durante il congresso, in un momento non facile per il movimento. Si deve lavorare insieme per la Lega. Presenta al congresso anche il governatore Luca Zaia, il quale dopo le congratulazioni a Tosi ha affermato che la Lega deve subito adottare un codice etico che dia tranquillità e definisca bene le regole. L'etica, ha concluso Zaia, non è un optional, soprattutto nei partiti. Iniziativa congiunta dei presidenti di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, Vasco Errani, Renzo Tondo e Luca Zaia. I tre governatori vogliono rassicurare i turisti italiani e stranieri a seguito del sisma che ha colpito il nord Italia negli ultimi giorni, sulla sicurezza della vacanza e sull'immutata qualità del sistema turistico che rappresenta una vera e propria eccellenza italiana e invitano tutti a trascorrere serene vacanze sulle coste dell'Alto Adriatico. Errani, Tondo e Zaia condividono le preoccupazioni che sono giunte da tutti gli operatori del settore turistico dell'Alto Adriatico e rilanciano un'offerta che in tutte le località romagnole, venete e friulane si presenta ancora una volta al massimo della competitività, sicurezza e attrattività. Il tasso di disoccupazione in Veneto schizza nel primo trimestre 2012 al 6,3%, contro il 5,4% di 12 mesi prima, ed è quanto basta a far dire al presidente della regione Luca Zaia che si tratta di un dato raccapricciante. Rilevata dall'Istat, la percentuale veneta deriva dalla combinazione di una componente maschile senza lavoro pari al 5,8% e di una femminile che si attesta al 7% e che corrisponde in termini reali a qualcosa come 152.000 veneti alla ricerca di un'occupazione. In realtà, nella nostra regione, un 6,3% si era già visto alla fine del 2010, periodo in cui la disoccupazione femminile aveva raggiunto l'8,2%. Il sisma dei giorni scorsi, che ha pesantemente colpito l'Emilia e il Veneto meridionale, non ha danneggiato solo abitazioni e monumenti, ma anche aziende e capannoni, facendo registrare alcune vittime. Molte polemiche sono sorte sulla sicurezza degli edifici. Sulla questione è intervenuto un esperto. Probabilmente il sisma ha colpito in maniera inaspettata per le zone che sono state colpite, nel senso che nessuno si aspettava un sisma di questo genere in quella zona della pianura padana, per cui le tecniche costruttive applicate in quella zona probabilmente non sono sufficienti per un sisma di quel tipo, ovviamente, visto che gli edifici crollati lo stanno a dimostrare, però probabilmente le tecniche applicate erano corrette a fronte della normativa vigente. Quindi non si può parlare di errore umano? Quando ci sono dei morti un errore c'è sempre. Probabilmente sarebbe, alla luce di quello che è accaduto, verranno migliorate le tecniche costruttive e progettuali. In linea di massima alcune pratiche progettuali e costruttive dovranno essere rivedute, per esempio vincolare i tetti in maniera che di fronte al momento sussultorio non ci sia un movimento dell'elemento, eccetera. L'approccio tecnico è di due tipi: qualità dei materiali e qualità della progettazione. Acquistavano e vendevano auto di lusso personalizzate, evadendo IVA e tasse per oltre 12 milioni di euro nel giro di poco più di 2 anni. Per questo la Guardia di Finanza di Padova ha arrestato 3 imprenditori vicentini del settore auto, denunciando nel corso della stessa operazione altre 43 persone. Per tutti l'accusa di frode fiscale e truffa ai danni dello Stato. Gli investigatori del Nucleo di Polizia Tributaria di Padova
hanno seguito passo a passo numerose compravendite internazionali di auto di lusso che poggiavano su un sistema di 20 società in Italia e 5 concessionarie a Padova, nelle quali venivano rivendute le auto con sconti fino al 30% rispetto ai prezzi di mercato, in quanto l'organizzazione riusciva a eludere totalmente l'IVA e le imposte sulle auto vendute. Marzotto, il grande equilibrio. Dopo 5 anni movimentati si sono consolidati gli assetti delle molte famiglie che costituiscono la dinastia nata Valdagni. Tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.